Noi siamo molto preoccupati. Come sapete la Bassa Padovana è già stata vittima, diciamo così, di un forte taglio di servizi ospedalieri negli anni, con la chiusura progressiva di ben 4 strutture territoriali. E Schiavonia, era stato detto, avrebbe dovuto essere l'ospedale di riferimento di tutta la Bassa Padovana, ricordo un bacino di oltre 180.000 persone. In realtà nel momento in cui è nata l'emergenza Covid, cioè circa un anno fa, Schiavonia è stata scelta come Covid Hospital, cioè ospedale che doveva occuparsi esclusivamente di pazienti Covid. Ora, questa era un'impostazione che poteva funzionare nella prima ondata della pandemia, quando si pensava, in parte è anche stato così, che l'isolamento, la restrizione anche geografica, fisica del virus potesse garantire un contenimento del contagio. In realtà, se c'è una lezione che ci hanno insegnato la seconda e poi la terza ondata del virus, è che non basta e non è sufficiente il contenimento geografico, e quindi noi consideriamo totalmente incomprensibile il fatto che Schiavonia sia tuttora, a tutt'oggi, cioè quindi dopo più di un anno da quella famosa decisione, un ospedale dedicato esclusivamente alle patologie Covid, perché questo ha portato quell'ampissimo territorio che è la Bassa Padovana ad essere sostanzialmente privato di qualsiasi tipo di presidio ospedaliero, tanto che i cittadini della Bassa Padovana, per potersi curare una patologia, per poter affrontare un problema sanitario cronico o anche per dover accedere a prestazioni diagnostiche, sono costrette a percorrere decine di chilometri, essendo dirottate a Campo San Piero, a Piave di Sacco e a Cittadella.